Tutto ciò che è legato alla Prima Guerra Mondiale rappresenta un enorme patrimonio storico e culturale che va conservato, valorizzato, condiviso. Un percorso di pace che muove le persone alla scoperta di luoghi testimoni di un passato di sofferenze, che ci portano a riflettere sull'importanza della pace tra i popoli. Paesi che hanno scelto di unirsi nel rispetto e nel reciproco aiuto, diventando tra essi solidali e condividendo quei valori che permettono alla fratellanza di essere il fondamento del presente. Questa è Cobarid Caporetto, cittadina che sorge all'incrocio delle vallate dell'Isonzo e del Natisone e che a causa della sua posizione divenne uno tra i principali teatri di scontri del conflitto. Tra le battaglie dell'Isonzo, quella che la renderà tristemente nota è la 12ª, conosciuta come la Rotta di Caporetto. Nel cuore del paese, in quella che fu sede del Tribunale di Guerra italiano, sorge il museo che racconta gli eventi bellici della Valle Isontina. Il percorso al suo interno è caratterizzato da un'esposizione di foto e oggetti che ripercorrono il conflitto. La sala d'entrata, i ritratti dei combattenti, le pietre tombali rinvenute sui cimiteri dell'Alto Isonzo, le bombe, le bandiere dei vari stati e poi un tuffo nel passato per tornare nella Grande Guerra, al Monte Nero, agli scontri iniziali lungo l'Isonzo. 29 mesi ripercorsi con fotografie, oggetti, plastici e documenti per descrivere le difficoltà vissute in prima linea, in alta quota e sulle retrovie. La fotografia di alcuni alpini ritratti in preghiera prima della battaglia rappresenta l'assurdità degli eventi bellici, mentre altre foto lasciano poco spazio all'immaginazione, mostrandone gli orrori. Una voce risuona tra il silenzio. Sono le parole di un soldato. Caro padre, non sono più sul Carso. Come ho scritto alla mamma, sono stato nelle retrovie del fronte nel Basso Isonzo, ma solo per il breve periodo di 10 giorni. Dormiamo in una grotta, soffriamo il freddo per le continue bufere di neve che infuriano da quando sono arrivato qua, ma mi sono già abituato. Non avrei mai creduto di potermi addormentare in queste condizioni impossibili, ma l'uomo si adatta a tutto. Pensa, adesso non mi svegliano più neanche i cannoni. Questo frastuono e questo strepito sono diventati qualcosa di quotidiano. Non rimpiango e non sento troppo la mancanza dei nostri posti. Sento solo la vostra mancanza, miei cari, perché non so quando potrò rivedervi. Le cicatrici della guerra resteranno per sempre nella mente dei soldati, dei civili sfollati, nei territori dove è stata combattuta. Libertà, pace, giustizia, fratellanza, che oggi sono la base della nostra convivenza e che spesso diamo per scontati. Sono valori che invece restano impressi nei cuori di coloro che visitano questi luoghi.